Di tutti i mostri che popolano le leggende, le storie di paura e gli avvistamenti più o meno veritieri, i più terrificanti sono quelli che possiedono sembianze simili a quelle dell'uomo. Le tradizioni di tutto il mondo vantano infatti ibridi orrendi fra uomini e bestie, o creature con tratti umani rimpiccioliti o ingigantiti. La catena montuosa dei Cairngorm, in Scozia, ospita un inquilino davvero strano e spaventoso, che abiterebbe il Ben Macdui, il monte più alto. Tale creatura è chiamata Hemfir Leathmore, o più semplicemente il grande uomo grigio. Più che una creatura fisica come lo Yeti o il Bigfoot, il grande uomo grigio assomiglierebbe più a qualcosa di spirituale. Non sempre le sue apparizioni si manifestano con un contatto visivo, ma vengono registrate come suoni o una grande inquietudine improvvisa. I resoconti degli avvistamenti parlano di un umanoide di oltre 3 metri di altezza, con la cute grigiastra coperta di peli corti. Il primo incontro registrato avvenne nel 1891, ma fu reso pubblico soltanto 35 anni dopo, quando il famoso alpinista John Norman Collie decise di rivelarlo. Raccontò che mentre si trovava sulla cima del monte, avvolto dalla nebbia, udì distintamente il suono di piedi che affondavano pesantemente nel manto nevoso. Il rumore era tanto distinto e la sensazione che lo accompagnò fu talmente spaventosa che Collie, benché scalatore esperto e capace, fu preso da un panico così incontrollabile da indurlo a fuggire. Nel corso degli anni, questa esperienza terribile fu vissuta da diversi altri scalatori. I loro racconti sono tutti molto simili fra loro. Quasi mai nessuno vide nulla, ma tutti sentirono un suono distinto di passi nella neve, seguito da un indescrivibile sentimento di angoscia. Nel 1948 Richard Freer dirà che lì con lui c'era una presenza completamente astratta, ma intensamente reale. Sul finire degli anni 50, sulle pagine della rivista The Scots, si poté leggere il resoconto dell'alpinista Alexander Tunion, che addirittura vide la creatura vicino al tumulo sommitale del Ben Macdui e si spaventò tanto da sparargli addosso 3 volte con il revolver. Ma ogni mistero ha la sua contropartita razionale. E nel caso dell'uomo grigio, gli scettici danno la colpa ad allucinazioni o interpretazioni errate di stimoli naturali, il tutto provocato e accentuato dalla solitudine e dall'isolamento. Entra in scena il fenomeno della pareidolia, lo stesso meccanismo che ci fa individuare forme umane o zoomorfe nelle nuvole o nelle ombre. L'autosuggestione, la fantasia, la solitudine e rumori come quelli del vento possono sviluppare in un individuo la sensazione fortissima di non essere solo o di essere pedinato, fino a indurlo a vere e proprie allucinazioni e stati d'ansia. Questa sensazione è piuttosto comune e di certo tutti l'abbiamo provata, specialmente da bambini. Non per caso, se ne siamo assaliti, ci mettiamo a canticchiare, a parlare da soli, per soffocare i rumori ambientali e per darci l'illusione di essere in compagnia. Ma davvero la spiegazione è tutta qui? Possibile che anche coloro che hanno effettivamente avvistato la creatura siano semplici vittime di banali suggestioni? A questo proposito interviene il così chiamato Broken Spectre. Malgrado il nome possa evocare qualcosa di sovrannaturale, esso è un fenomeno comune, specie negli ambienti montani, ma assai suggestivo e destabilizzante. Se si riesaminano i racconti di coloro che affermano di aver visto il grande uomo grigio, cogliamo subito alcuni elementi in comune. La presenza di nebbia, una sagoma umanoide di dimensioni sfalsate e la sensazione di essere seguiti. Ebbene, è piuttosto probabile che quelle persone siano state letteralmente terrorizzate dalla propria ombra. Il Broken Spectre, infatti, non è che un'ombra proiettata sulla nebbia o sulle nuvole più a valle. Un effetto ottico che può creare forme umane anche di notevoli dimensioni che, complici paura e stupore, si trasformano in mostri giganteschi.
Nel 1791, per esempio, il poeta James Hogg incontrò il mostro della montagna, ma nel rendersi conto che la creatura imitava ogni suo gesto e movimento, capì ben presto di trovarsi di fronte alla sua stessa ombra. Certe volte quello che crediamo di vedere è molto più terrificante di ciò che vediamo davvero.